5 Stelle Sardegna presenta Die Pro Die. In collaborazione con Alcocar, concessionaria Kia. Alcocar, nuovo e usato garantito. Alcocar, Regione Giagamanna, fronte motorizzazione. Un minuto, resta un minuto per poterti dire, li sprecherai per mentirti mai come neve. Da Madò Parrucchieri A Sassari. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي Bentrovati in questa nuova puntata di Die Pro Die, siamo a Portocervo, siamo al Sopravento e siamo qui a parlare di bellezze. Si parla spesso di concorsi nazionali, internazionali, in riferimento poi a quella che è la bellezza femminile. In questo caso siamo qui a parlare con Pietro Nativi, che è organizzatore di una manifestazione, di un evento che fuoriesce da quello che sono le solite miss, perché qui si parla di moda, si parla di un concorso tra l'altro dedicato alle top model, giusto? Il concorso, si tratta dell'Elite Model Look, un concorso internazionale, uno dei più prestigiosi al mondo, dove più che un concorso è un osservatorio di aspiranti top model. Infatti l'età di partecipazione è dai 14 ai 22 anni. Tutte le ragazze aspiranti top model devono avere quegli standard di bellezza che sono mutati un po' negli anni, quindi un'altezza minima di 1,72, una taglia 1,40, 1,42. Devono essere veramente volti espressivi, belle ragazze e comunque che sappiano già muovere i primi passi sulla passerella. In occasione di questa serata certo non potevano mancare le istituzioni, con noi anche la vicepresidente della provincia Olde Tempio, la dottoressa Elena Burrai. Buonasera. Buonasera, Polsanti. Quindi sono importanti anche queste manifestazioni, dottoressa? Intanto questa è molto importante, credo anche a livello internazionale, perché presuppone l'elezione della top model, però quello che io amo mettere in rilievo è che si tratta di ragazze sarde che sfilano e quindi che mettono e esportano anche la nostra bellezza in contesti diversi, per cui anche questo costituisce un momento importante di immagine delle nostre bellezze naturali che noi abbiamo, che si trasmette a livello internazionale. Voi siete da luglio in giro per la Sardegna, l'abbiamo già detto, questa è la prima volta che si fa un concorso di questo tipo, molte ragazze poi vengono spedite in America, credo in questo caso, giusto? In America poi che si fa la selezione finale? Quest'anno la selezione finale, la finale internazionale sarà a Marrakech. A Marrakech saranno 80 le ragazze e solo una diventerà la top model del 2007, chissà che magari sia una sarda. Ma speriamo, sicuramente le ragazze sarde, la bellezza tipica sarda è una delle più apprezzate al mondo, quei caratteri somatici mediterranei sono apprezzatissimi. Chissà. Speriamo. Intanto vogliamo dire una cosa importante, cioè voi state in giro qua e là per la Sardegna, in giro per le sfilate, per vedere chi
tra le tante ragazze poi che sfilano, chi potrebbe essere, chissà, forse la futura top model dell'anno. Ma dobbiamo anche dire una cosa, che voi scegliete le ragazze anche tra le discoteche, ma non c'è un concorso vero e proprio, nel senso, cioè voi le vedete in giro qua e là e poi fate una selezione finale senza la solita partecipazione dello salire sulla pedana. Infatti non è proprio come il solito concorso delle Miss, praticamente siamo in un periodo di tempo quest'anno abbastanza ristretto, perché siamo partiti a fine luglio e in agosto, dove noi abbiamo avuto il compito proprio di osservatorio, cioè andare in giro, vedere tutte le sfilate di moda che sono state quelle più importanti organizzate in Sardegna, essere presenti magari in party esclusivi. Qua in Costa Smeralda d'estate se ne fanno tantissimi, e fare proprio il compito dell'osservatorio per trovare quelle ragazze con quei requisiti che, ripeto, sono pochissime comunque le ragazze che hanno i requisiti per andare avanti con il model look. Oggi siamo al Sopravvento, si parla di bellezza, si parla della Modella 2007, tra l'altro chi vincerà poi vincerà tantissimi soldi, perché saranno 3 poi in realtà le ragazze che si presenteranno alla finale, 3 le ragazze che vinceranno, pensate, ben $325.000, nonché poi l'opportunità di salire sulle passerelle di tutto il mondo. Ma ritornando a parlare di bellezza, oggi vedete c'è una sfilata di moda, ci sono 4 stilisti che si presentano in questa grande occasione, ma la bellezza quanto è importante poi per una donna e quanto sono importanti poi le misure per una donna, Pietro? Ma sono importanti, sono i caratteri principali, cioè la cosa più importante, sia un bel viso perché ovviamente i caratteri somatici è la presenza, quindi l'espressione della ragazza è il messaggio che la ragazza trasmette indossando quell'abito, quindi è tutto un insieme. E le misure perché ovviamente l'abito sono standardizzati, tra l'altro l'Elite Model Look è l'agenzia che un po', diciamo tra virgolette, detta quali sono i canoni di bellezza in tutti gli anni, storicamente da quando è stata fondata da John Casablancas. E quali sono i canoni di bellezza, quelli effettivi? Canoni di bellezza effettivi in questi ultimi tempi se ne parla tantissimo. Lo Stato spagnolo addirittura vuole introdurre una legge che modifica questi canoni, quindi dice no, la moda in Spagna deve avere questi canoni, un coefficiente, se ne sta parlando adesso tantissimo anche in Italia. Si ritorna un po' alle rotondità di una volta. Ma non diciamo rotondità, però la top model non è più la ragazza, sì, bellissima, però magrissima o altissima, non sono quelli i canoni. Quest'anno anche delle direttive, per esempio, che ci hanno dato è una ragazza, sì, ovviamente non deve superare i 90 di fianchi o deve avere insomma quelle cose basilari. Quello che ci hanno detto è che non serve più una ragazza altissima, cioè non è detto che la Miss o la top model sarà una ragazza alta 1,80, ma magari va benissimo l'altezza di 1,74, 1,75. Die pro die. In collaborazione con La Riflessione. Davide Zedda, editore. Dal 2002 l'energia del leggere e dello scrivere. I grandi classici, la grande poesia, i grandi romanzi, i grandi saggi. Distribuzione nazionale. Distribuzione nazionale. Hai un libro nel cassetto? Proponilo allo 070 38 93 21 oppure www.lariflessione.com. La Riflessione. Dal 2002 l'energia del leggere e dello scrivere. Havana Fast Food, la paninoteca di Sassari. L'unica paninoteca che stuzzica e spizzica il tuo palato. Havana Fast Food, la paninoteca di Sassari. I panini più buoni fino a notte tarda. Havana Fast Food, in Piazzale Segni, a Sassari. La trattoria da Gesuino presenta i gustosissimi piatti. Il pesce fresco, le grandi pizze,
e vini più ricercati. La cortesia e la simpatia di Gesuino. La riscoperta dei sapori. Trattoria da Gesuino e a Torres 17, Sassari. La riscoperta dei sapori.